Noi siamo una TV di Treviso, in Veneto. Siamo del nord. Anche Il nord, il sud, qua E Napoli è la più bella, la più viva, la più ricca. Il sud è più bello del nord. Il nostro viaggio a Napoli inizia qui, nella metropolitana eletta tra le più belle d'Europa. Amici del quotidiano del Piave, questa sera siamo in piazza del Plebiscito a Napoli per una missione davvero speciale. Cercheremo di capire se è possibile sposare il prodotto tipico del nostro territorio, il prodotto principe, il prosecco delle colline di Conegliano e Valdobbiadene, con i prodotti della tradizione partenopea. E inizieremo proprio dalla tradizione della pizza, il patrimonio culturale immateriale dell'arte dei pizzaioli napoletani. Venite con noi! Quali sono gli ingredienti della pizza tradizionale di Napoli? Acqua, lievito, sale e farina. È la crescita giusta. La crescita giusta, ci vuole un buon forno, perché è importante il forno. Perché quando il forno non è fatto per bene, la pizza infatti esce diversa dalle altre parti. E guarda questo forno con me e guarda gli altri forni che trovo con le bocche grandi, l'interno molto alto, la pizza non viene cotta bene, perciò non è uguale alla nostra. Loro danno la colpa all'acqua, la colpa alla farina, beh, non è così. La farina quando cambia marca cambia il punto di... e ritorna normale un'altra volta. Le pizze sono a fantasia qua, partendo dalla margherita a finire pizze con viustelle, aggiungono salsicce e friariel, sarebbe... Cosa offre Napoli? Sicuramente la cultura, che è la prima cosa. Abbiamo le catacombe di San Gennaro, abbiamo tantissimi musei belli da vedere e poi il mare e tutte le bellezze di Napoli. Si dice che a Napoli si piange quando si arriva e quando si ritorna a casa. Perché questo? Assolutamente sì, perché abbiamo tanti turisti che vengono a Napoli e che non vorrebbero mai andarsene. È una tradizione millenaria quella del presepe del pastore a Napoli sicuramente. Quella del presepe fisso come attività continua e come azienda lavorativa artigianale è una cosa diciamo recente, ci avrà una ventina d'anni, perché prima era solo un lavoro stagionale. E il mio nonno lo faceva stagionalmente, solo il periodo invernale, quello di natalizio, lo stesso mio padre. Sono un ventennio che praticamente si è trasformato in una vera e propria attività. Qui su questo banchetto abbiamo esposto il classico Pulcinella, affiancato poi dagli Sciosciò, che è un personaggio sempre della tradizione napoletana. Erano praticamente degli uomini spesso deformi, quindi con la gobba, con dei bozzi, con il gozzo, che giravano per strada così tutti addobbati di questi cianfrusaglie che come amuleti, corni, cornetti, ferri di cavallo, numeri dell'otto, facevano una specie di rito dove ti toglievano il malocchio e ti davano fortuna dandoti dei numeri da giocare all'otto. Siamo in una pizzeria tradizionale di Napoli e stiamo gustando la regina dei piatti della cultura culinaria partenopea. Di cosa si tratta? Della famosissima pizza margherita, come dire, la pizza più famosa al mondo, la pizza. Io non sono stato dalle vostre parti, però ho avuto la fortuna di ospitare un gruppo proveniente da Valdobbiadene e ricordo le ragazze dell'Osteria Senzoste, le quali saluto e alle quali prometto di venire prestissimo. Ma la domanda più importante è: la pizza napoletana si può sposare col prosecco superiore di Conegliano e Valdobbiadene? Assolutamente sì, l'importante è che è superiore. UNESCO per UNESCO ci possiamo unire. Alcuni clienti incominciano a richiedere il vino prosecco vicino alla pizza, che secondo me si sposa molto bene con prosecco. In alcune pizze che tipo pomodorini del Vesuvio leggera
il prosecco si sposa bene. Per Napoli un cantatore sono coloro che portano la pace, l'amore e dicono della città le cose più belle, no? E come tutte le cene non si poteva non concludere con un ottimo dolce del posto. Venite a Napoli quindi. Qua invece a Napoli no, è tutta aria fresca, c'è il mare.